creare una nuova figura, perché il primo corso che c'è in Italia di management dello sport è dare alle ragazze e ai ragazzi un domani dei posti di lavoro in un ambiente molto bello. È un ambiente anche difficile perché tutti noi seguiamo lo sport, però non sappiamo l'indotto che porta, non conosciamo e dobbiamo sempre affidarci ad avvocati, a commercialisti che seguono quest'area. Ecco, da questo punto è venuta l'idea di poter valutare se si poteva creare una figura che conoscesse lo sport ma anche la parte economica, il management dello sport. E Vicenza ha capito, Vicenza è venuta incontro all'Ateneo di Verona e noi siamo molto felici di questa collaborazione che dura da tanti anni, della Fondazione degli Studi Vicentina, perciò per noi è un grande piacere e un onore poter essere qui a Vicenza. È un'università che insomma gli si può dire tutto eccetto che non crede nello sport, non ha investito nello sport, ne ha fatto un'eccellenza, ha la facoltà di scienze motorie, ma soprattutto tutte queste nuove iniziative, a cominciare da questa magistrale, che mi fanno capire che va nella direzione di quello che è il nostro mondo e secondo me è una scelta che ripagherà molto bene l'università. È una giornata importantissima per Vicenza, per la Fondazione e anche per l'Università di Verona, perché un corso di questo genere in Italia non c'è, per cui un corso che riunisce management e scienze motorie, cioè due discipline che fino a qualche tempo fa erano considerate all'opposto, per cui lo studente di management seduto al tavolino e lo sportivo invece che correva. E oggi dire mettiamo assieme queste due figure per creare dei manager del futuro, penso che sia una cosa importante. 3 sono gli sbocchi occupazionali principali e che sono sicuramente molto attrattivi. Il primo è quello dello sport manager, una figura nuova recentemente istituita che deve coniugare competenze motorie e tecniche avanzate ad anche competenze direzionali e dirigenziali per gestire e organizzare attività sportive, società sportive e impianti. Poi abbiamo una specializzazione su un altro sbocco occupazionale che è quello della consulenza, della comunicazione e della gestione marketing per le organizzazioni che si occupano di sport. Terza figura professionale è quella del team manager, cioè il preparatore sportivo che però deve completare le sue conoscenze e competenze non solo sullo sport specifico, ma avere anche delle competenze organizzative direzionali e anche di fundraising. 2 parole chiave che rendono questo corso unico in Italia, come è stato detto oggi: innovazione e sostenibilità. Si vuole infatti sviluppare un percorso formativo che punti alla sostenibilità degli sport e degli impianti sportivi in modo innovativo, quindi creando nuovi sport, nuove relazioni tra gli sport e modalità innovative per ingaggiare anche i fan, gli stakeholder e tutti i sostenitori del mondo sport e contribuire allo sviluppo sportivo e dell'attività sportiva di una popolazione molto ampia.